Bene, sì, innanzitutto è stata una bellissima sorpresa questa sera con un aumento delle lezioni di ieri. Ieri siamo riusciti con tutta la squadra e il nostro presidente, il professor Luigi Mazzone, a vincere queste elezioni, quindi è un motivo non solo di orgoglio ma di soddisfazione, perché abbiamo lavorato tantissimo in questo ultimo anno, abbiamo fatto una campagna elettorale molto intensa, siamo andati in giro per tutta Italia per fare appunto un po' per programmare quelli che potrebbero essere i prossimi 4 anni, e quindi noi crediamo in un programma che possa cambiare questa federazione, che la svecchi, che cerchi di essere più attrattiva, in modo tale che anche le iscrizioni alle società di tutta Italia possano aumentare, come possono essere aumentati anche in altri sport di recente successo alle Olimpiadi. Con le Olimpiadi abbiamo riscosso un grosso successo e quindi ci aspettiamo anche delle iscrizioni nuove. È stato un weekend fantastico perché è cominciato con la medaglia di bronzo in gara di Coppa del Mondo con Elia Basì. Era un podio che Scherma Treviso rincorreva già da diversi anni, e Edoardo Manzo a Sofia, anche lui ha preso una medaglia di bronzo negli Under 23, quindi direi veramente un weekend fantastico. Grazie.